Quarta corsa dall'Arcoveggio, un confronto sul miglio per cavalli di 4 anni. Sono 8 dietro le ali dell'Autostart, 1 Cosmo Trio, 2 Capitano Sun, 3 Chris Del Ronco, 4 Cazzaniga Light, 5 Cabiria Chaos, 6 Creed Matley, seconda linea 7 Click Starlight, 8 Castiglione. Chris Del Ronco chiude favorito, numero 3 Francesco Facci in sediolo, macchina che accelera gradualmente. La velocità iniziale di Cabiria Chaos che cerca di sorprendere tutti. In breve si porta a condurre nei confronti di Cosmo Trio, rimane all'esterno invece Chris Del Ronco che non trova posto alla corda per l'inserimento di Click Starlight, completati intanto i primi 200 metri di gara. 14,4 per Cabiria Chaos che guida con un bel piglio dopo 300 metri di gara. In seconda posizione si mantiene Cosmo Trio, all'esterno Chris Del Ronco, 400 iniziali in 29,6. Si è adeguato all'esterno Chris Del Ronco perché Cabiria Chaos va via di Lena e posto alla corda non c'è, quindi costretta all'esterno quello che è il favorito, 600 metri iniziali che se ne vanno in 44,9. Davanti alle tribune in vantaggio Cabiria Chaos nei confronti di Cosmo Trio, Chris Del Ronco che ora trova posto alla corda, davanti o perlomeno cerca di sistemarsi in corda, davanti a Cazzaniga Light, più a largo invece cerca di avanzare Creed Matley, primi 800 metri completati con un secondo quarto in 30,3 e chilometro coperto nell'ordine dell'1,15. I primi due tendono a distaccarsi con Cabiria Chaos che ha sempre in schiena Cosmo Trio, mentre cala Cazzaniga Light. Chris Del Ronco rimane lì, terza posizione, sposta intanto Cosmo Trio che va su Cabiria Chaos a metà della curva finale. Cabiria però replica bene per il momento. Completamento della curva finale con Cabiria Chaos che è in vantaggio, Cosmo Trio che attacca. All'interno si lancia anche Chris Del Ronco e Chris Del Ronco nel finale ha le battute migliori e vince, mentre sbaglia Cabiria Chaos. Il secondo posto è per Creed Matley, davanti probabilmente a Cazzaniga Light. 1,14,5 il ragguaglio conclusivo, 31 a chiudere e Chris Del Ronco, nonostante gran parte del percorso scoperto, vince una corsa sicuramente non facile. Da favorito l'allievo di Francesco Facci. In open stretch piega Cabiria Chaos che poi si getta di galoppo ai 15-20 metri finali e lascia il secondo posto a Cosmo Trio che a sua volta precede piuttosto nettamente Cazzaniga Light che vince la volata per il terzo posto. Successo così per Chris Del Ronco, Francesco Facci, training di Maglio Capanna per conto del signor Tranquillo Biagiotti.